Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ah, che silenzio, eh? Sembra di essere a scuola quasi. Innanzitutto, grazie di essere qui. Cedo subito la parola a Martina Del Piccolo, direttrice artistica della Notte dei Lettori, per un saluto istituzionale. No, da amica della Notte dei Lettori, da lettrice soprattutto, grazie di essere qui così numerosi. Solo un saluto, abbiamo inaugurato ufficialmente poco fa alla Loggia del Lionello questa 11ª edizione che ha per tema il viaggio. Abbiamo percorso le strade del Friuli facendo tappa in 30 comuni nell'anteprima itinerante con un centinaio di incontri, e ora siamo approdati di nuovo a Udine dal 6 al 9 giugno. Vi invito a visitare il nostro sito www.lanottedeilettori.com e a sbirciare nei libretti, a scegliere gli appuntamenti. 60 eventi in ben 30 stazioni, sono 30 i luoghi di Udine dove avverranno belle cose: teatro, letteratura, musica, spettacoli, e tutto questo nel filo di quello che è il tema di quest'anno, che è rappresentato da una frase che trovate nelle borse, nelle varie cose in giro del materiale della notte: siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può. La frase di Franz Kafka vuole essere un omaggio a questo grande scrittore di cui ricorre il centenario della scomparsa, ed è anche un modo per entrare nel tema del viaggio, che per lui sembra essere un inizio senza una meta precisa, come lo era un po' la sua scrittura. Ecco, tanti gli scrittori presenti alla Notte dei Lettori, tanti gli eventi. Tra i 30 luoghi ci sono le librerie, ben 8 librerie, e presidente delle Librerie in Comune, un'associazione che unisce queste librerie, è Remo Politeo con la Libreria Moderna. Questo evento in particolare è proprio a cura della tua libreria. Remo Politeo. Sì, non è la mia libreria, ci lavoro soltanto, insomma. Sì, perché la sento come mia, è vero, è vero. Allora, io lo dicevo prima a Martina, ci sono alcune occasioni in cui fare le presentazioni è più facile che in altre. Voi non sapete, per un libraio c'è sempre il patema d'animo: ma ci sarà gente, non ci sarà gente? Con questo personaggio qua non c'è pericolo che non ci sia gente, e quindi insomma è una persona che ci onora della sua amicizia, che è stata ospite in libreria da noi già altre volte, e questo appuntamento appunto è a cura della Libreria Moderna Udinese. Si intitola Una vita non basta, attraversare paure e fallimenti, ed è qui con noi Enrico Galliano. E siccome non siete venuti qui per ascoltare me, ma per ascoltare lui, gli lascio subito la parola. Diciamo che se il tema di questa edizione è il viaggio, questo è un viaggio in un'età che magari alcuni di noi hanno dimenticato, su cui Enrico ha uno sguardo privilegiato e di elezione. Lo conoscete, quindi sapete qual è il suo sguardo, la sua attenzione, la sua sensibilità. E lascio a lui la parola. Grazie. Posso toglierlo così un attimo, che forse vado meglio? Faccio subito casino. Lo so, scusami, ma anche perché sta asta qua mi crea. E poi si era, come si dice in italiano, intorgolato, no? Come state? Come va? Bene, dai, sono contento. Io non tantissimo, Si sente dalla voce forse? Sto uscendo da un'influenza. Però volevo essere qua a tutti i costi e sono venuto qua a tutti i costi. Vi ringrazio anche per essere così tanti e così tante. Vedo
sempre alle presentazioni dei libri questa leggerissima discrepanza maschi-femmine, no? È sempre così. Quindi tutta la mia solidarietà agli uomini che sono qua, come dire, dove siete? I figli, poveri. Scusate ragazzi, spero che ci sia almeno uno scambio per un gelato, non lo so, qualcosa. È la speranza anche tua, eh? Va bene, stasera parliamo del libro, questo qua, ma in realtà non parliamo del libro, non so se ve l'hanno detto, ma il libro è solo un pretesto per parlare di tanto altro, per confrontarci su quelli che sono alla fine, dai, diciamo, i nostri figli e i nostri studenti, come stanno, cosa possiamo fare per dargli una mano? Questa è la domanda. Infatti il titolo che avevo dato un po' a questi incontri è Vasi da riempire, fuochi da accendere. Vi piace? Bello, vero? Non è mio, infatti, è di Plutarco, quindi sì, non c'è dubbio che... Volevo solo cominciare con questa, la dedica, dopo il libro lo metto, lo appoggio lì. A chi si sente sbagliato, a chi ha preso brutte strade, a chi ha preso brutti voti, ai bocciati e alle bocciate dalla scuola e dalla vita, a chi non sa dove andare, a chi lo sapeva, ma poi a un certo punto non lo sapeva più, e a chi, pur sapendolo, è andato dall'altra parte. E infine a chi si sta cercando. Spero che in queste pagine vi possiate ritrovare. Dunque, è andata così. Proprio un annetto fa, sono stato chiamato a parlare insieme a 500 ragazzi, sapete quelle associazioni che riuniscono in un palazzetto 500 ragazzi. E alla fine si crea questa cosa del firmacopie e tutto quanto, ma ce n'è un ragazzo di circa 16 anni che si mette lì in un angolo e mi fissa così. Faccio vedere come mi fissava, Io ogni tanto alzavo lo sguardo dal libro e mi dicevo che cosa sta cercando, cosa vuole, non lo so. Ha gli occhiali, era più alto di me. Dopo un po' si avvicina, viene da me e mi dice proprio: non vada via dopo, perché io le devo parlare. Poi insomma uno come me, tendenzialmente molto fantasioso, partono un sacco di film mentali, sapete? E infatti ogni tanto, vi giuro, firmavo, lo guardavo per vedere se mi somigliava. Capito? Ho detto, non è che questo alla fine mi viene qua e mi dice: papà! Ti ho trovato finalmente, sei tu. No, per mia fortuna, ma soprattutto per sua fortuna, non c'era nessun legame di sangue. Era un ragazzo che non stava tanto bene e fondamentalmente, da quello che ho capito, io ero la sua ultima spiaggia. Dici, bella ultima spiaggia si è trovato. Di cosa aveva bisogno? Abbiamo passato quasi un'ora nello spogliatoio del Palazzetto dello Sport, fra le scarpe tutte sporche, i vestiti così, con lui che esordisce all'inizio dicendomi: mi chiamo Ismaele. Ismaele, subito, dai, chiamatemi Ismaele, Moby Dick, un incipit, era già un romanzo, era già subito un romanzo. E mi dice questa cosa: io non voglio più andare a scuola a settembre. Come si fa a ritrovare la motivazione quando la perdi? Non ti passa la voglia, come si fa? Ok, Ismaele, è una domanda a bruciapelo così, non è semplice rispondere perché cioè, ti vengono in mente un sacco di frasi fatte, no? Come reazione spontanea ti viene subito in mente: no, è un momento, passerà, un sacco di cose. E infatti io non riuscivo tanto a rispondere, ma soprattutto capivo che lui in realtà era una domanda più profonda quella che voleva farmi, ma non gli veniva, balbettava un po'. Ma dopo mezz'ora, sapete come sono un po' gli adolescenti, col cavadenti a fargli 800 domande per capire, esce fuori con questa frase, mi tira fuori queste parole che io stavo cercando da anni. Era anni che cercavo queste parole qua. E mi fa: lei mi spiega perché io mi sento di avere qualcosa di speciale, ma quando vado a scuola mi sembra che facciano di tutto per trasformarmi in uno normale. Qua dovreste mettercela voi la colonna sonora mentalmente e fare pa-pa-pa-pam. Perché questa è la domanda delle domande.
chissà quanti l'hanno provata, magari anche qui fra di voi c'è qualcuno che ha provato questa sensazione, che si sentiva di avere, ma alla fine la scuola ti tendeva ad appiattire, a normalizzare, a conformare a tutti gli altri. Andavi bene solo se facevi come gli altri. Se facevi diverso, già meno bene. Andate su YouTube e cercate Carl Sagan intervista bambini, oppure interview kids, e troverete, Carl Sagan era questo astrofisico geniale, quello che ha mandato Voyager nel 77, la sonda, a cercare i confini dell'universo, e sta ancora andando Voyager. Bene, in questa intervista Carl Sagan dice: quando vado a fare gli incontri con i bambinetti delle scuole elementari di 6 anni, sono tutti scienziati. Ho davanti una platea di scienziati, perché ti fanno le domande degli scienziati, che sono: perché il sole è caldo? Perché la luna gira così e non così? Perché il giorno dura 24 ore? Queste sono le domande degli scienziati veri, dice Carl Sagan. Ma quando vai invece nelle scuole da quelli più grandi, quelle domande non te le fanno più, anzi non ti fanno proprio più domande. E soprattutto perdono quella lucetta lì, quell'entusiasmo, quella curiosità intellettuale che invece è così viva nei bambini. E la domanda allora è: cosa succede in mezzo? Cosa accade? Perché accade? Ecco perché vasi da riempire, fuochi da accendere. Perché in realtà la frase di Plutarco, quella originale, questa che vi ho citato, i giovani non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere, non diceva esattamente così. Plutarco diceva che i giovani sono dei tizzoni accesi e il compito del maestro è proteggere quel fuoco. Proteggerlo perché arriva il vento che lo vuole spegnere, invece no. Un bravo maestro è uno che ti tiene vivo il fuoco che tu già hai. Non te lo do io il fuoco, tu ce l'hai già. Non sono io che te lo sto mettendo dentro. Io al massimo te lo sto ravvivando forse, ma è qualcosa che tu hai già. Come si fa a tenerlo vivo, quel fuoco, a proteggerlo, a far sì che non si spenga? Ecco, questo è un po' forse il tema di quello che ho scritto qui e anche di questo incontro che facciamo oggi. Quello che ho scritto qui comincia così. Allora, c'è un tema che io personalmente do sempre in terza media, che è questo: c'è un tuo amico che vuole lasciare la scuola, trova dei buoni motivi per cui non debba farlo, no? Dagli dei buoni motivi per non lasciare la scuola. Il protagonista, Teo, si trova davanti a sto foglio, non sa cosa scrivere. Teo ovviamente è ispirato a Ismaele, l'avete capito tutti. Non sa cosa scrivere perché le uniche cose che vorrebbe scrivere sul tema sono: bravo, fai bene a lasciare la scuola. Vorrei avere io il tuo coraggio, grande, così, no? E guardate, di motivi ne elenca tantissimi alla fine, e non sono, se lo leggerete, ve lo dico già, non sono cose che mi sono inventato, sono cose che i ragazzi dell'età di Ismaele stesso e altri ragazzi della sua età mi hanno detto e continuano a dirmi spesso, tutti i giorni, i motivi per cui la scuola non funziona. Ve ne dico soltanto uno, perché mi sembra uno dei più significativi. Lo trovate. Scusate, posso? Dai, faccio il prof. Aprite il libro a pagina 37. Brava. Ma tranquilla, non faccio adesso. Legge. Che lì... Eccola là. No, ma il libro l'ho lasciato a casa, prof. Ce l'hai. Hai anche i segnalibri, è bellissimo. 37, eccolo qua. Vado? No, c'è scritto vado proprio all'inizio della pagina. Vado, guarda che è tosta, eh? Ok, io vado. Perché per farmi studiare devono usare la paura? Paura di andare male, paura di un brutto voto, paura di deludere i miei, paura di restare indietro, paura di essere da meno dei miei compagni, paura di non valere un granché, paura di distrarmi, di alzare la mano se voglio fare una qualche obiezione all'insegnante e soprattutto paura di sbagliare. È come nel film Monsters & Co. Accidenti Lollo, ci hai mai fatto caso? Lì i mostri usano la paura dei bambini per produrre energia, ma solo dopo si accorgono che se li fanno ridere, di energia ne ottengono 10.000 volte di più. È lo stesso anche con noi, uguale, identico. Quanta più energia
ci sarebbe se invece della paura usassero, che ne so, l'allegria? Questa cosa qua in realtà la diceva già 50 anni fa un certo maestro di nome Gianni Rodari. Diceva, nelle scuole non capisco perché non si ride così poco, si ride troppo poco. C'è ancora sta idea che lo studio deve essere sofferenza, che se non soffri non va bene, se non stai male non va bene. E uno dice, vabbè, 50 anni fa, mica oggi è diverso, diverse le cose oggi. 2021 esce un libro, Il danno scolastico, best seller, no? Scritto da una ex insegnante, seguitissima, che ha un grandissimo appunto stuolo di apprezzamenti, eccetera, eccetera, che dice a un certo punto, testuale, bisognerebbe tornare alla scuola in cui gli studenti hanno paura degli insegnanti, perché io avevo paura della mia prof, è per questo che studiavo, perché avevo paura di lei. Questa roba qua è terrapiattismo dal mio punto di vista. È come uno che dice la terra è piatta, cioè è come parlare senza conoscere la scienza, che dice che cosa? Perché Gianni Rodari non era questo maestro naif, era uno che sapeva le cose. La scienza dice che le emozioni sono fondamentali durante l'apprendimento, cioè si attaccano a ciò che apprendi e resta lì per sempre dopo. Non è un caso se i latini hanno dato il nome ricordo, recordare, perché cor cordis vuol dire cuore. Il ricordo e l'emozione sono attaccate, sono qualcosa di inscindibile, non si possono. Vi faccio un esempio, dai. Se tu impari il latino, la matematica con la paura oppure con sai, il disagio, eccetera, quell'emozione lì resterà attaccata al tuo concetto di matematica per tutta la vita dopo. Non riuscirai mai a scindere quelle due cose lì. Viceversa, se impari con allegria o anche semplicemente stando bene, non è che si chiede agli insegnanti di essere degli istrioni, degli attori, semplicemente stando bene, tranquillo, quella sensazione resta lì. Facciamo un esperimento, così ci capiamo, per farvi vedere quanta forza ha. Dai, vi chiedo, dai, facciamo il 5 maggio? 5 maggio, dai, Manzoni, 5 maggio. Pronti? Via. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, guarda gente che fa così con le labbra muovendole a caso, come in chiesa, quando si canta le canzoni che non le ricorda. Bravi chi arriva a ricordarsela. Bene, adesso controesempio, sulla cima dell'Olimpo, gli abitanti dell'Olimpo, poi c'è una bambina, è graziosa e birichina. Credo il 90%, ma secondo me per alcuni anche il 99% di quello che avete imparato a scuola ha fatto puff, ma in realtà sappiate che non ha fatto puff, è stato semplicemente messo in un posto nel vostro cervello dove non ci volete neanche pensare a quelle cose, perché le avete imparate con la paura, le avete imparate con la cosa delle oddio se non lo faccio dopo resto indietro. E invece però le canzoni, no? Come ve le ricordate? Poi avete visto adesso, no? Con Pollon, quelle riuscite a mandare a memoria anche canzoni lunghissime. Guardate, io questa cosa qua l'ho vista succedere nel posto più impensabile del mondo, cioè dove dici proprio lì, non te lo aspetti. 2004, dovevo fare la naia e invece mi mandano, siccome faccio l'obiettore, obiettore di coscienza, mi mandano a fare servizio civile in casa di riposo, in Casa Serena a Pordenone, va bene? E mi assegnano questo compito che all'inizio mi terrorizza, ma poi diventerà un'esperienza fra le più fantastiche della mia vita, di trascorrere 2 ore al giorno, dalle 10 a mezzogiorno, con 20 anziani, tutti malati del morbo di Alzheimer. Raga, un'esperienza extrasensoriale, non vi dico cosa succedeva, cose anche non narrabili ai minori di 18 anni, perché perdono anche le inibizioni, perdono un sacco di Niente, cosa accade? Che il morbo di Alzheimer, per chi non lo sapesse, è una malattia neurodegenerativa
che ti fa perdere proprio fisicamente delle porzioni di cervello. Terribile. Terribile, perché poi cosa accade? Tu vedi il figlio, il fratello, il migliore amico, non lo riconosci più, non sai più come si chiama, chi è. E in certi casi più gravi, per esempio all'ora di pranzo, imboccavo anziani che non riuscivano a dire forchetta, non sapevano più come si chiamava la forchetta, quella cosa lì. Eppure però, quando scendevo giù alle 10, ogni volta avevo questo rito, buttavo su i CD, tipo Pavarotti, tipo Le Arie, Va Pensiero, queste canzoni, oppure le canzoni popolari, no? Se il mare fossi toccio, si canta qua da queste oltre l'acqua si canta questa, e le montagne polenta, oi mamma che tociade, polenta e baccalà. Oh, dovevate vederli, questi che non riuscivano a dire forchetta, si ricordavano queste canzoni a memoria, muovevano le labbra a tempo, si accendevano per pochi secondi, però qualcosa sembravano tornati in vita, sembravano risuscitati, come nel film Risvegli, uguale, sembravano improvvisamente ricapitati nel mondo, semplicemente buttando delle canzoni. Guardate la forza delle emozioni belle. E allora perché insistiamo sempre così? Ancora oggi c'è questa idea, e purtroppo ce l'hanno anche molti insegnanti, che io riesco a motivarti solo se uso la paura, solo se uso la minaccia del brutto voto, della bocciatura, della cosa. Ma dove vuoi andare così? Al massimo riesci, bene che vada, a motivare quelli, come dire, che hanno già fatto un percorso e quindi hanno paura di... Ma tutti gli altri li perdi così, gli Ismaele soprattutto perdi. Quei ragazzi che avrebbero davvero qualcosa di speciale, perché sappiate che Ismaele mi ha raccontato un po' la sua storia. Lui era appassionato di sistemi informatici, la sicurezza su internet, era proprio il suo argomento no? La sicurezza su internet. Lui voleva creare una app perché tu non devi più fare accetta cookie. Ismaele, ti prego, inventala subito, perché guarda, vero, quante belle parole ti vengono alla 10ª volta di fila che devi fare accetta. Poi ci sono quelli coscienziosi, bravi, che vanno a vedere bene cosa stanno accettando e tutto, no? Che sono tipo l'1% della popolazione, ma il resto accetta tutto e magari che manco lo sa cosa sta facendo i suoi dati. Avrà tipo regalato a casa sua a Elon Musk senza saperlo, ma non importa, vero? Diceva no, Ismaele era proprio, si infervorava, diceva no, bisogna stare attenti perché fra un po' con l'intelligenza artificiale questi dati te li prenderanno e guarda che non si può sapere cosa potranno farci. Era quindi avanti rispetto anche a molti di noi, ma andava a scuola, lo diceva al suo insegnante, e il suo insegnante gli rispondeva come? Queste cose te le devi fare a casa da solo. Qua a scuola si fanno gli esercizi, si fanno le cose che il programma che abbiamo stabilito, questa roba qua non c'entra e quindi va bene. Non è che lo censurava, diceva va bene che tu abbia questa cosa, ma te la devi fare a casa da solo. Ecco, a colpi di fatela tu, alla fine vedi poi Ismaele va dal sottoscritto e dice io a settembre a scuola non ci voglio neanche tornare. E poi il problema è anche il fatto che molto spesso non ti ci senti riconosciuto, non vedi che qualcuno ti riconosce, ti vede. Credo e sento che molti dei nostri ragazzi, dei nostri figli e studenti in questo momento si sentano che non sono visti da noi, che ci passano davanti e noi guardiamo da un'altra parte, non li calcoliamo, presi come siamo da tante altre cose, dal classificarli, dal metterli... E poi ce li perdiamo e ci dimentichiamo che invece basterebbero 4 parole per farli sentire riconosciuti. 4, Guardate che sta cosa qua mi ha sempre lasciato a bocca aperta sulla forza di 4 semplici parole che abbiamo tutti ricevuto nella nostra vita. Pensateci, 4 parole in cui qualcuno vi ha riconosciuto e ancora oggi volete bene a quella persona perché è stata la prima o una di quelle che vi ha fatto sentire finalmente qualcuno mi vede, qualcuno sa che io ci sono al mondo
e quindi finalmente posso essere qualcosa. Io lo racconto sempre perché mi sembra una testimonianza importante il fatto che io scrivo perché una maestra Paola, io mando il bacio al cielo perché non so se è ancora viva, però maestra Paola, quando facevo l'infanzia, disse a mia mamma sta cosa, disse: Enrico ha molta fantasia. Sono 4, Enrico ha molta fantasia. Sono già a casa, torno a casa mia mamma e esordisce così: oh, ho parlato con la maestra. Non so perché le mamme, mamme che siete qua, spiegate perché fate così. Cioè, anche se dovete dare una buona notizia, comunque un po' di terrorismo lo dovete sempre instillare, sempre un po' creare un po' di suspense. Ho parlato con la maestra e tu cominci a pensare a tutte le possibili malefatte che hai combinato. Ah, ho capito perché lo fate. Adesso l'ho capito. Perché voi sperate che noi confessiamo prima. Ma pensa a te che... Infatti, adesso che ci penso, tante cose le ho confessate così alla fine, vedi? Fregato. La maestra ha detto che hai molta fantasia. Mi credete che quelle 4 parole io le sento ancora oggi? Sento le voci. Sento la voce della maestra Paola che mi sprona a continuare a scrivere, che mi sprona a continuare, che mi dice che sta roba qua io ce l'ho. È mia. Che non me la toglie nessuno. Anche se magari, e adesso dirò una cosa che la presentazione del proprio libro non è che bisognerebbe, cioè, genio del marketing proprio, però io non sento di avere il talento della scrittura. Sì, effettivamente geniale, come proprio gente che torna dietro e restituisce il libro adesso. No, provo a spiegarla. Secondo me io non so se ce l'ho questo talento, se è una cosa naturale, ecco. Non lo so. So però che io ci credo che ci sia. Ci credo talmente tanto che alla fine c'è. Cioè, esiste una cosa, no, che mi fa continuare a scrivere e fa anche venire magari tante persone a leggere i miei libri. Questo voglio dire. Poi, belli o brutti, questo sarete voi a deciderlo. Però, ecco, c'è. Un po' come la vecchia storia del calabrone. Questa storia che gira ormai da anni. Il calabrone non avrebbe la struttura alare per poter volare, ma siccome lui non lo sa, vola lo stesso. Ho fatto anche la canzone Lo Zecchino d'Oro, vero? Ma questa scientificamente, vabbè, non voglio disilludervi, è una bufala. Cioè, non è che tu puoi sfidare le leggi della fisica semplicemente sbattendo le ali più forte e voli, perché sì, non è che non potrebbe volare, però vola lo stesso. No. Però se volete vi regalo invece una storia vera, scientificamente accurata, che è quella di un altro animale, un rettile, si chiama Basiliscus plumifrons. Fate sì con la testa. Ah, ma certo. È quella lucertolina che sa camminare sull'acqua, avete presente? Quella, non so se l'avete mai vista. Quella che cammina sull'acqua. Infatti la chiamano anche lucertola Gesù Cristo, perché sa camminare sull'acqua. Lei cosa fa? Attira i predatori sulla riva di uno stagno. Il predatore sta per arrivare, poi dopo così riesce a scappare attraverso lo stagno. Se ne va via quel predatore che resta così a bocca aperta senza potersela mangiare. E tutti hanno sempre pensato che fosse perché muove le zampette molto veloci, il calabrone, eccetera. No. Da quando è stato possibile vedere le immagini al rallentatore si è scoperto che il segreto è la coda. Il segreto suo non sono le zampine ma la coda. Lei con millenni e millenni di evoluzione si è creata e costruita una lunghissima coda, ma esageratamente lunga, con la quale fa questo movimento, però spinge come delle onde in avanti, va indietro per spingere delle onde in avanti, alla velocità, una velocità impressionante naturalmente, però così crea delle onde e poi surfa, con le zampine surfa sulle onde che lei stessa si è creata. Capito? Per me le parole della maestra Paola sono quella roba lì, sono quel qualcosa che tu non saresti magari dotato per natura, però riesci lo stesso a forza di millenni e millenni di evoluzione tradotto, con la fatica, con l'impegno, ma perché ci credi, perché hai visto qualcosa, perché qualcosa ti chiama dall'altro lato dello stagno,
a farcela e riesci addirittura a surfare a un certo punto, poeticamente a surfare sulle onde che tu stesso ti sei creato, e fa riderissimo perché la maestra Paola, adesso vi svelo il segreto, non voleva dire così a mia mamma. Cioè è stato tutto un misunderstanding, praticamente anni dopo, prima superiore, non so com'è stata la vostra prima superiore, la mia è stata una Caporetto totale i primi mesi, 4, 3, 4, sì ho visto delle facce lì un po', Maluccio? No, è andata bene, meno male, dai, la mia invece no, è veramente un disastro, ogni giorno tornavo a casa con un votaccio nuovo, specie in matematica e in queste materie qua, e mia mamma, giustamente mamma friulana all'antica, non mi risparmiava complimenti, non lesinava, ecco. Dopo 2 mesetti di, insomma, umiliazioni varie, ho questo mio moto d'orgoglio, mi ricordo e dico, però, ti ricordi la maestra Paola cosa diceva? Io avevo fantasia. Guarda che la maestra non voleva dire così. No, lei stava cercando di dirmi in modo gentile che tu continuavi raccontavi balle a tutto spiano. Sapete, no? Bugie a manetta, e quindi cercava gentilmente di dirmi, ha fantasia suo figlio, Questa la conoscono solo i miei colleghi, è un'arte importante, si chiama arte dell'eufemismo. La usi a colloquio genitori, vero? Sì. Colleghi, ci siete? Ditemi chi c'è. Vabbè, a parte te che... Bene, eccovi. È vero che si fa così durante il colloquio genitori, perché non sai mai cosa può succedere, devi sempre stare attento alle parole. Faccio un esempio. Suo figlio è molto vivace. Tradotto, è una bestia di Satana. Dove si trova il tasto spegni? Come si fa a calmarlo? Ecco, quindi fantasioso suo figlio, wow, così. In realtà era appunto perché raccontava un sacco di bugie. Bene, però vedete cosa ho salvato? Cos'è rimasto in testa? Anche questo è importante, Guardate che va detto, soprattutto a chi magari ha nipoti o figli in quell'età lì, è dagli 0 ai 5, Il 90% dello sviluppo del nostro cervello avviene addirittura prima in realtà. Quindi dai meno 9 fino ai 5 anni, meno 9 mesi fino ai 5 anni, è lì che si gioca la maggior parte della partita. Quelle 4 parole è importante che arrivino in quel momento lì, che ci sia lì la presenza. Radio Freccia, no? Tutti quanti dovrebbero avere il diritto di avere una madre, un padre decenti, almeno fino a che non si sta in piedi. Così dice, no? nel famoso monologo Credo, ed è vero. Fa tutta la differenza del mondo essere stati amati fino in fondo in quei primi anni lì, che cambiano davvero tutto, quelle 5 parole lì. Poi anche dopo, certo, non è che la partita finisce, però diventa più difficile. Io poi, insegnando alle medie, questa cosa l'ho potuta constatare dal vivo, in prima persona, passando di qua, questa cosa delle 4 parole. Il mio primo incarico, settembre 2006, mi chiamano a sostituire una prof che si è rotta una gamba alla Pasolini di Pordenone, e per 2 settimane. 2 settimane, cosa vuoi mai fare in 2 settimane? Ma ho solo 2 ore, cosa posso fare? No, basta anche l'ora di religione, anche quell'ora lì. So che se c'è qualche insegnante di religione vi abbraccio forte, perché è difficile avere un'ora alla settimana, però anche lì si può. Infatti c'era questa classe, era la seconda C. La seconda C era una classe un po', come dire, eufemismo, era una classe vivace. Però in questa vivacità erano tutti molto creativi, e in particolare ce n'era uno che quando facciamo le letture in classe, lui era istrionico, leggeva con sentimento proprio, anche a volte strabordava, si prendeva anche troppo, no? Allora però un giorno io non me lo ricordo, gli devo aver detto: che bene che leggi, 4 parole, 2 addirittura ripetute. Macchina del tempo, andiamo avanti, settembre 2023, Pordenone legge, mi chiamano: Galliano, pronti? C'è uno che vuole farsi presentare da te.
Ah, chi è? Si chiama Max Corona. Max Corona. Ah, quella classe là. Aiuto. Gli incubi di notte. Sì, va bene, certo, sono qua, pronti, lo presento io. Bene. E quando l'ho visto il giorno della presentazione, che mi è venuto incontro, prof, si ricorda che un giorno mi ha detto che bene che leggi. Certo. Stampato qua, come dimenticare questa cosa? No, non me lo ricordavo assolutamente. Vedete, sta cosa qua è importante, perché a volte sono 4 parole che dici così e nemmeno tu te ne accorgi, ti scappano così, eh? Ecco perché quella frase, che sembra una frase buonista, invece è proprio vera. Insegni con quello che sai, sì, ma soprattutto insegni con quello che sei. È una cosa più lenta, quotidiana, che si fa proprio con quello che sei, più che con quello che sai. Infatti quelle 4 parole evidentemente, non si sa come, Max Corona, per chi non lo sapesse, andate su Spotify, andate a cercarlo su Instagram. Lo conosci, vero? È uno dei podcast più ascoltati d'Italia, Storie di Brand, quello dove si raccontano la storia della Nike, della Nutella, tutti i grandi marchi, lui li racconta, partendo proprio dalle basi, con delle storie tutte meravigliose, ma dovete ascoltarlo, cioè, è ipnotico, è ipnotico. Quando sentite quel podcast vi innamorate subito proprio per la sua voce, per come ti coinvolge. E naturalmente 4 parole che non sono state quelle a aver fatto la differenza, però se le ricordate, e il fatto che se le fosse ricordate ti dice tanto. E anche voi ce le avete, se ci pensate, nella vostra memoria, una persona che a un certo punto vi ha detto ce la puoi fare, e voi ci avete creduto, e come ci avete creduto poi è successo, ce l'avete fatta davvero. E Basilisco, Lucertolina, magari non avevate il talento in quella cosa, però ci avete creduto talmente tanto che ci siete riusciti. Ecco perché secondo me il talento non è fondamentale. Certo è bello, dai, chi non vuole nascere col talento per la musica, col talento per lo sport, col talento per la scrittura, chi non farebbe firma, ma non è quella la cosa che fa la differenza. La cosa che fa la differenza è un'altra, si chiama vocazione, che non è una parola religiosa. Io la intendo proprio nel senso di qualcosa che ti chiama. Guardate che ognuno di noi, e lo dicevano gli antichi greci, ha dentro di sé un qualcosa che lo chiama costantemente e ti dice dove devi andare, qual è il tuo posto nel mondo, dove... In realtà te lo dice al contrario, diceva Platone nel Simposio, te lo dice così: cosa non devi fare, cosa non devi cercare, nelle amicizie, nelle relazioni, nel lavoro soprattutto. Questa voce ti sta chiamando, e il grado di felicità di ognuno di noi dipende proprio da questo: quanto coraggio hai di ascoltare quella voce, quanto ci credi a quella voce e quanto invece la lasci andare lì, la tieni lì, dici no vabbè, sono cose troppo difficili, no, ma mi accontento di qualcosa di meno, che tanto comunque va bene lo stesso. Non è un caso che l'80%, secondo delle stime fatte nel 2018, l'80% di noi non sia felice della propria vita, realmente felice, perché ascoltare quella voce non è facile, richiede tanto coraggio, tanta anche pazienza. Pazienza e pazzia sono 2 parole che vanno a braccetto. Ma mi fa ridere perché lo so benissimo la vostra obiezione adesso, cioè la conosco. Io insegno alle medie, per esempio. No, vi sto lasciando giusto qualche secondo di tempo per riflettere su quello che ho appena detto. Scuole medie. Come sono state le vostre scuole medie, raga? Che bel momento della vostra vita, vero? No, vale quelli che ci vanno ancora, non vale. Sì. Scuole medie, dai, è anche un momento in cui non